Per dissipare ogni dubbio sulla triste realtà agrigentina sono arrivati i dati sul reddito di cittadinanza. Ebbene, la città di Agrigento si pone al quarto posto riguardo il numero dei beneficiari, come dire che quella di Agrigento rimane una provincia dove nulla è stato fatto in concreto per eliminare il divario con il resto del paese. Una provincia quindi davvero povera dove il disagio si tocca con mano. Diciamo che non c'era bisogno dei dati sul reddito di cittadinanza legato alle dichiarazioni ISEE delle famiglie per avere conferma del malessere che investe il territorio della città dei Templi, dove il sussidio del governo sembra l'unico capace a risollevare le sorti di molta gente. In provincia di Agrigento sarebbero 27.900 le famiglie con un reddito sotto i 6.000 euro annue. La classifica redatta dallo Svimez pone il capoluogo dell'isola al primo posto con oltre 100.000 famiglie aventi diritto. A seguire Palermo e Caltanissetta con poco più di 21.000 famiglie interessate. Al terzo posto Catania con oltre 80.000 nuclei familiari e al quarto posto, come detto, Agrigento. Conosciuti i dati, bisognerà aspettare adesso che la proposta del governo diventi legge. Potrà succedere non prima del mese di marzo dell'anno prossimo, salvo ripensamenti. E sarebbe una grande beffa per quanti si erano già forniti dei documenti necessari per accedere al beneficio. La povertà, secondo Di Maio, è una condizione di urgenza da affrontare comunque. Bisognerebbe a questo punto sentire chi ha davvero bisogno, ma la povertà, come al solito, non sa gridare perché i poveri hanno una propria dignità.